È una manifestazione che, come si diceva, ha 7 anni di vita, che adesso richiama giovani e meno giovani da tutto il mondo, perché arriviamo fino ai 35 anni, partendo dai 6. Io credo che questa gamma di età permetta veramente di far amare la musica a tutti. Coinvolge non solo i giovani, ma anche tutte le loro famiglie, i fratelli, insomma, è un modo per riuscire a far conoscere, è vero, la città, farla vivere in tutti quanti i suoi aspetti. Belluno è una città bellissima che ha tantissime cose nascoste, no? Tantissimi segreti da scoprire, e quale migliore occasione che non il concorso Città di Belluno. Abbiamo visto anche in questi anni la cultura riesce veramente a legare i territori, a legare le persone, a legare anche al di là di quelli che sono spesso i modi di vedere preclusivi, e quindi tu non puoi fare questo, io ho assistito qualche mese fa a un bellissimo concerto di una violoncellista sordomuta che ha suonato per la Croce Rossa a Belluno, e l'esperienza è stata unica, perché l'idea che una persona che non può sentire quello che sta suonando riesca a suonare in una maniera superba è stata quasi illuminante. Ha sicuramente una grande importanza sociale, perché porta con sé dei valori di solidarietà e anche di grande inclusione. Mi riferisco per esempio al grande sostegno che danno alla comunicazione, per esempio al disagio giovanile, quindi intervengono in questo settore, ma anche in una cosa più particolare che è quella delle malattie rare dei bambini, che il Veneto conta ben il 2%, quindi questa forma di solidarietà sono, come posso dire, da noi molto apprezzate, e inoltre viene poi inserito anche a queste manifestazioni il cosiddetto coro delle mani bianche, che è un accordo che ha fatto la Presidente con l'ente nazionale dei sordi, e quindi questi ragazzi hanno due forme comunicative che sono quella della musica ma anche quella del linguaggio nazionale dei segni. Una grandissima opportunità di crescita individuale e collettiva nel nome alto e nobile della cultura. Io ripeto sempre che la cultura è cibo per l'anima, mai come in questo caso, trattandosi di musica, si può dire che musica è cultura e la cultura è musica, soprattutto se questa cultura, questa musica in una meravigliosa città come quella di Belluno coinvolge tanti giovani, perché il binomio gioventù e musica è un binomio assolutamente proficuo, eccezionale, messo a vantaggio della comunità bellunese e non solo, perché ormai questo è un concorso che ha un taglio non solo locale bensì internazionale, lo merita, lo seguo da anni anche come cittadino, quindi come spettatore, e penso di poter dire che unire la capacità di scovare talenti, di valorizzare le eccellenze, di creare una socialità tra i partecipanti e i loro insegnanti, e soprattutto nel nome della umanità. Non a caso il simbolo di questo concorso, oltre alla nota di violino, è un cuore, quindi il cuore grande e pulsante di Belluno a vantaggio della cultura e della musica, soprattutto per i giovani e tra i giovani e con i giovani. La promozione del talento, quindi dei giovani musicisti, ma ed anche un'occasione di confronto, di crescita e di rapporto fra i vari musicisti, e in questo caso una giuria che li accoglie. Il concorso si svolgerà a Belluno tra il 13 aprile e il 4 maggio ed è rivolto a tutti i musicisti, solisti o in piccole formazioni fino ad 8 elementi. Abbiamo inoltre la sezione dedicata al canto, quindi il canto pop, e il concorso internazionale di canto lirico. Chiunque può iscriversi, perché trattasi di un concorso internazionale. Naturalmente invito gli interessati a consultare per tutte le informazioni il nostro sito internet, che è www.concorsomusicalebelluno.eu, dove può trovare tutte le informazioni ed anche il format di iscrizione. Ma l'associazione Gocce di Sole nasce come associazione a sostegno di persone con disagio sociale o in situazioni di fragilità, ma da sempre ha abbracciato la musica come strumento di veicolo di messaggi. Successivamente si è un po' indirizzata proprio nell'ambito della promozione dei talenti, e da lì è nata l'idea del concorso musicale, giunto ormai alla 7ª edizione, e speriamo ce ne siano anche molte altre.